No, adesso. no. Allora, vabbè, ridevamo per capire un po' le radici storiche di tanti fenomeni, di tante manifestazioni. Parlando sempre di collegamenti, proprio per darle le istruzioni per l'uso ai nostri telespettatori, c'è qualcos'altro di importante? Sì, noi sappiamo che soprattutto il turista italiano una volta che arriva in località ama non muovere più la macchina. In questo senso c'è un servizio di skibus che gravita nelle due località, quindi all'interno della località di Folgaria per rendere facilmente raggiungibili le piste e anche sulla Varone. Ma è proprio novità di questi giorni la partenza di uno shuttle che collega Folgaria alla Varone. Quindi è un servizio soprattutto per chi viene a trascorrere il weekend o la settimana bianca e quindi acquistando lo ski pass valido su Folgaria e Lavarone possono decidere di sciare qualche giorno a Folgaria e qualche giorno a Lavarone, sfruttando così appieno i 100 km di piste che noi mettiamo a disposizione. Il servizio è gratuito, quindi questo è è un altro plus. E quindi, come dire, cerchiamo veramente di coccolare i nostri turisti al meglio, cerchiamo di preparargli delle novità nuove che collegano anche un po' a quella che è, diciamo, l'attività invernale all'attività estiva, no? Quindi quando si parla di mountain bike, dicevamo abbiamo le fat bike, organizzeremo per la metà di Biciclette marzo con le gomme belle le grosse, gomme ciccione, che si riescono a muovere esatto. sulla neve. Non Quindi serve avere abilità particolari, basta venire vestiti con un abbigliamento che se volete è un po' simile a quello del fondo o del trekking, con uno scarponcino. scarponcino vuol dire una scarpa da Da trekking, ginnastica, una scarpa da trekking è l'ideale, a cipolla, così insomma a seconda Eccoli, della stiamo vedendo. temperatura, eccole qui. Anche con le fat bike sono possibili le escursioni notturne, ricordiamo soprattutto la grande attività che può essere svolta in notturna, quindi le fat bike, le ciaspole, le risalite ai rifugi con il gatto delle nevi. Questa dimensione della montagna di notte sta riscuotendo veramente grande Questo è successo. faticoso, eh? Ma guarda, in realtà è molto meno faticoso di quanto possa sembrare, perché le bici hanno un'aderenza al terreno molto forte. Stanno introducendo anche l'e-bike, che sapete noi abbiamo sull'estate, quindi le bici a pedalata assistita anche nelle fat bike. Ecco, io ho provato quella, devo dire che è la versione più consona, quindi minor fatica, massima resa. E vi stiamo preparando un evento che riguarda anche il golf. Folgaria ha questo Sì, golf nuovo campo a da 18 golf. buche. Ma adesso non ancora. Però il secondo weekend di marzo organizzeremo la prima Alpe Cimbra Winter Cup, quindi una manifestazione. Prosciugate della neve eventuale, il campo da golf. No, la manifestazione si effettua sulla neve, quindi sarà una gara, un mini circuito sulla piana di costa sulla neve. E quindi questo per lanciare poi la stagione estiva. Immaginavo, perché sennò bianca non la vedi. Ecco, perché poi è bello anche perché sul golf di Folgaria anche d'estate organizzano delle gare notturne utilizzando delle palline luminose, no? E quindi veramente anche il golf permette di fare anche delle cose molto interessanti. No, questo è molto bello. Quando è che c'è questa manifestazione? Il secondo weekend di marzo. Secondo weekend di marzo, quindi c'è per gli appassionati di golf questa apertura, diciamo così, di stagione invernale. Un'apertura anticipata, una grande apertura appunto per questo golf a 18 buche che l'anno scorso è partito un po', se vogliamo, in sordina, perché l'inaugurazione è avvenuta a luglio, quindi siamo stati un po' prudenti, ma con la prossima estate invece alzeremo un po' i toni, perché il campo è molto bello. Chi ha avuto modo di venire a giocare ne ha apprezzato anche le caratteristiche tecniche, il contesto naturale in cui si sviluppa, insomma, quindi un altro motivo in più per scegliere l'Alpe Cimbra per trascorrere le vacanze. Percorso museale, ne abbiamo accennato tempo addietro, è importante ugualmente, poi più che mai perché c'è un collegamento con il discorso museale. Poi ci sono i forti naturalmente, che non so se sono chiusi e verranno riaperti, però comunque interessa molte persone. Allora, intanto parliamo di Grande Guerra, di Centenario, in particolare vi do un'anticipazione, la troverete anche quella pubblicata tra pochissimi giorni sul sito. Ci sarà una settimana a cavallo del 25 di maggio interamente dedicata al centenario, in occasione del primo colpo di cannone che ha dato l'apertura purtroppo a questo evento doloroso. Una settimana ricchissima di appuntamenti, quindi cercate di trovarvi qualche giorno di vacanza. L'Alpe Cimbra di Folgaria, Lavarone e Luserna è un luogo privilegiato per il centenario grazie alla ricchezza di forti che si trovano sul territorio. Il più importante è Forte Belvedere, che d'inverno è chiuso, è stato eccezionalmente aperto durante le vacanze di Natale e Capodanno,
quest'anno proprio in occasione del centenario. Un bellissimo forte si trova a Luserna, ma in realtà sono disseminati un po' su tutta l'area. C'è il percorso dei forti proprio. C'è il percorso dei forti, i nostri 100 km di pista in realtà si chiama Ski Tour dei Forti, proprio perché sciando o comunque ciaspolando è inevitabile non incontrare una di queste bellissime fortezze. Quindi un programma del centenario che sarà via via più ricco, perché insomma sono 3 anni di grandi eventi che partono appunto a maggio, quindi con la riapertura della stagione primaverile e estiva, e andrà via via arricchendosi nel corso dell'estate. Poi parliamo di musei, ci troviamo in Trentino, il più famoso di tutti in questo momento e che diventa un'occasione, come dire, ulteriore per trascorrere qualche giorno di vacanza è il Muse, che si trova a Trento, particolarmente apprezzato dai bambini ma anche dalle famiglie. Folgaria e Lavarone si trovano a pochissimi chilometri da Trento, quindi è possibile abbinare la componente, diciamo, sportiva o dello sci a una visita ai musei, perché sono veramente raggiungibili. Abbiamo il Mart a Rovereto, il Museo della Grande Guerra, e quindi veramente tante cose. Forse dovremmo parlare di 10 giorni bianchi e non più di settimana, se volessimo avere la possibilità di scoprire la ricchezza di questo territorio. Mi piace sempre ricordare, tu lo sai, ma so perché apprezzi, anche la dimensione enogastronomica dell'Alpe Cimbra. Abbiamo un caseificio che fa spesso delle dimostrazioni, che fa dei laboratori, i bambini producono loro stessi il formaggio, sai. Credo che questa sia un'attività importante che tutti i territori stanno portando avanti, che è quello di spiegare ai bambini da dove arrivano, no, le cose, perché loro lo vedono sulla tavola e come dire, non sanno che dietro c'è una mucca, che c'è un casaro che lavora il latte in un certo modo, e quindi tante sono le attività che noi proponiamo proprio per insegnare ai bambini il valore della natura, il rispetto della natura, perché quando c'è tutto questo poi sulle loro tavole arriva un formaggio. Se poi il formaggio Vezzena, noi siamo più contenti, il Vezzena che è un po' il fiore all'occhiello della nostra montagna. Voi avete fatto, che adesso è tanto di moda, ma piace un po' a tutti, anche i percorsi con gli chef, quindi degli show cooking, delle dimostrazioni eccetera, sono ripreviste per la stagione a venire? Ma sicuramente riproporremo a settembre una settimana enogastronomica. L'anno scorso è stata... Quindi sono tanti prodotti vostri? Assolutamente sì, l'anno scorso è stata fortemente incentrata sul formaggio Vezzena, in primis perché è il nostro fiore all'occhiello dal punto di vista della produzione locale, ma anche perché era il 150° anniversario del caseificio, e proprio perché raccoglie in un certo senso una parte importante della nostra identità abbiamo voluto celebrare questo appuntamento con un grande evento dove hanno partecipato chef stellati, abbiamo confezionato ricette non solo con il Vezzena ma anche con altri prodotti del territorio. Settembre 2015 è in preparazione una novità, quindi un'altra settimana caratterizzata da enogastronomia e benessere, e vi daremo a breve quello che sarà il leitmotiv di questo evento. Vorrei sottolineare una cosa giustissima che diceva Daniela riguardo al centenario della Grande Guerra, nel senso che noi ci apprestiamo ad aprire il vero anno del centenario, che è il 2015, quindi 100 anni esatti dello scoppio della guerra tra l'impero austro-ungarico e il Regno d'Italia, e la storia consegna a Luserna, diciamo, il luogo dove cadde la prima bomba italiana, era il 24, il 25 di maggio, dove la mattina presto una bomba scagliata dal fronte italiano cadde nel centro del paese, ammazzando una giovane ragazza di 18 anni, e proprio a Luserna, come dire, il giorno giusto dei 100 anni di distanza organizzeremo un momento di commemorazione e aprirà questa settimana o questi 10 giorni di eventi e di escursioni, di riproposizioni che secondo me saranno un momento molto bello anche per la nostra comunità, dove sì, a 100 anni di distanza ci si riscopre una comunità rinata, una comunità da un certo punto di vista anche pluriculturale, proprio per questo fattore di cambio di nazionalità, di una presenza ancora della minoranza linguistica.
romantica e nell'avere quest'Alpe Cimbra che è composta quasi da 3 identità, che a noi piace pensarla, Luserna molto più epica, molto più culturale, quindi cimbra, Lavarone più romantica perché anche nell'architettura si va a riscoprire questo taglio di Belle Époque che Lavarone ha ed aveva, e Folgaria invece un po' la più dinamica, sportiva, quasi luogo per le persone che hanno voglia di mettersi in gioco, di fare tanto sport, eccetera. Anche se è tipicamente comunque di montagna come location, che Folgaria non è stata snaturata assolutamente no, però ha saputo in un certo senso coniugare bene la tutela dei propri valori, del proprio ambiente, della propria natura. Io dico, siamo certificati EMA, siamo stati dai primi comuni italiani ad avere questa certificazione. L'avete avuta quindi la certificazione ambientale? Assolutamente sì, ma è 10 anni che l'abbiamo e Folgaria è stata la prima in Italia ad approvare ad esempio il protocollo LEED, che è il protocollo americano per le certificazioni ecosostenibili, e abbiamo fornito la nostra esperienza municipale proprio a livello nazionale per attuarla negli altri comuni. Quindi vuol dire la tutela ambientale, la tutela del paesaggio, il governo serio delle risorse naturali fa parte anche del nostro modo di fare turismo, di fare promozione. Credo che sempre di più sarà molto importante che questi valori rimangano nella pianificazione territoriale, nel nostro modo di sfruttare anche l'ambiente e il luogo dove viviamo. Però ti dicevo che queste 3 identità si integrano offrendo anche al turista un'occasione diversa per ogni esigenza, quindi Luserna, Lavarone e Folgaria. No, questo infatti è bellissimo, siamo arrivati proprio al termine. Allora, Daniela, da mamma giovane sportiva, quale potrebbe essere un suggerimento prossimo, una cosa che a te in modo particolare piace, che consigli di fare? Poi questa domanda la farò velocissima anche da giovane. Sei sicura di farla a me la stessa domanda? Non papà, giovane sportivo che a cui piace, esatto, vabbè, pseudo sportivo. Elena, cosa vi devo dire? Io sono in primis di Padova, vivo e lavoro a Folgaria e a Lavarone e Luserna, quindi a me piace tutto di questo bellissimo territorio, sono 20 anni che lo vivo, lo frequento e non sono ancora riuscita a fare tutto, quindi basta che voi decidiate. Quindi non deve venire l'ansia di far tutto. No, voi pensate a qualcosa che volete fare in montagna e sicuramente l'Alpe Cimbra è in grado di offrirvelo. Abbiamo tanti hotel, strutture diverse, dai 2 stelle ai residence ai 4 stelle, quindi soluzioni per tutti i tipi, pacchetti con lo ski pass, pacchetti col wellness. Voi guardate sul nostro sito, noi cerchiamo sempre di formularvi delle proposte che tengano conto anche delle esigenze di ognuno, quindi siamo certi di poter soddisfare tutti. Nei prossimi giorni, come vi dicevo, parte lo sled dog, quindi questa sarà la prima cosa che ho in mente di fare i prossimi giorni per capire esattamente. Perfetto. Ma io consiglio a chi ci sta ascoltando di provare l'esperienza di venire sull'Alpe Cimbra, prendersi un bel albergo e venire nei nostri uffici della PT e provare a usufruire del nostro territorio in forma veramente interattiva e non passiva, nel senso che noi cerchiamo di proporre al turista di venire, parlare con noi e cercare proprio, come diceva Daniela, di fare queste attività molto singolari. Ricordo la cena in rifugio col Gatto delle Nevi, l'escursione con la guida alpina, quindi un maestro di montagna che vi racconta cosa avete intorno, l'escursione con la slitta trainata dei cavalli, ovviamente una splendida sciatta, perché direi che per vivere la vacanza, per vivere la montagna ci sono 2 modi, uno è quella di dire ci passo sopra, la attraverso, eccetera, l'altra è quella di viverla, e proprio per questa nostra fortissima matrice identitaria, insomma, io vi invito a vivere la nostra montagna. Assolutamente, ormai siamo perfetto, questo è un suggerimento validissimo. Siamo arrivati al termine, allora quindi ricordiamo, ci sono tutti questi appuntamenti, li trovano sul sito Alpe Cimbra, che sarebbe Folgaria, Lavarone, Luserna, lo ricordiamo sempre perché magari con alcuni sono tratti in errore ad Alpe Cimbra, c'è chi pensava che l'Alpe Cimbra fosse da un'altra parte rispetto a Folgaria, una terza entità che era sconosciuta. No, è il modo per radunare queste 3 località bellissime. La neve è finalmente arrivata, lo ricordiamo, quindi c'è ovunque. Si tratta di
buttarsi. Ultima cosa, per le persone più tranquille che hanno visto le nostre puntate durante il periodo natalizio, hanno detto: ma quando è un momento più tranquillo, di minor afflusso, prima che ci sia l'ondata dei bambini, che ci sarà col carnevale, qualche giorno di festa, per cui ci saranno invase, per chi vuole anche avere un po' di più tranquillità, quale potrebbe essere? Forse evitando la settimana di carnevale, tutto il proseguo della stagione è comunque indicato e va bene, quindi va non bene. ci sono, perfetto. Sul carnevale sarà più per i bambini, famiglie, però sarà divertente. Sarà molto molto divertente. Benissimo, io vi ringrazio i nostri telespettatori di averci seguito, naturalmente buon divertimento e non perdete queste occasioni per rilassarvi, divertirvi, fare sport, muovervi, tonificarvi sotto tutti i profili. Grazie.